Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, 02 66 20 35 29 per dire la vostra opinione sui fatti della più stretta attualità. Vi ricordo che si sono aperte le urne in Italia, si vota oggi per le europee e in molti comuni anche per le amministrative e in Piemonte anche per la regione. Potete andare in diretta, ma non potete dire la vostra preferenza per chi intendete votare. È scattato venerdì il silenzio elettorale. Vi ricordo che dalle 22 questa sera ci sarà uno speciale sulla nostra radio, dalle 23 poi sapremo gli exit poll e poi a notte fonda si sapranno i risultati ufficiali. Questa è la trasmissione delle donne venete, diamo subito la linea quindi a Mara Dal Zocchio, seguirà poi la trasmissione del Centro Culturale Roberto Ronchi, Alarico Zeni con Lombardia Amore Mio, canzone e poesie, e poi l'Automobile Club Padania con Luigi Sinatora e Claudio Lipoio. Ma per ora la linea va subito a Mara Dal Zocchio. Benvenuta Mara. Buongiorno, grazie mille del collegamento, buongiorno a tutti gli ascoltatori e mando soprattutto un grosso abbraccio a tutte le donne padane, a tutte le donne venete, ma anche alle donne trentine che ci stanno ascoltando in questo momento. Oggi è una giornata molto importante per tutti i cittadini italiani perché, come già stato ricordato, oggi è giornata di voto, si vota per le europee, ma in alcune regioni come in Trentino si votano anche per i comuni e si vota qui da noi anche per le suppletive, perché l'anno scorso sono stati eletti 5 onorevoli a Roma, 2 dei quali però con le elezioni dell'autunno sono stati eletti qui in provincia e sono diventati assessori, quindi hanno dovuto abbandonare il loro ruolo a Roma e andremo al voto anche per sostituirli, per implementare quella che è la squadra che abbiamo al governo. C'è molta fibrillazione attorno a queste votazioni e l'importante è comunque che i cittadini vadano a votare. È l'espressione più importante che noi possiamo avere, perché possiamo parlare, dire, scrivere tutto quello che vogliamo, ma è il voto che poi determina alla fine il governo, non solo delle province, dei comuni, delle regioni, ma anche dell'Europa. In questi giorni io sono andata in giro per tutte le nostre città e le nostre valli, sono venuta anche nel Veneto a sostenere diversi candidati, qui in Trentino a sostenere anche i candidati che si sono messi in gioco per le suppletive, e devo dire che ho trovato molte persone ancora non preparate su come votare, per chi votare. Allora, l'importante, io dico sempre, è andare a votare. Avete una libertà in mano impressionante. Pochi ancora hanno capito che il voto significa libertà. Le persone non possono perdere questa occasione importantissima, anche per le europee. Molti la considerano l'Europa distante da noi, la considerano un'entità che non ci possa toccare, che ci possa toccare marginalmente. Invece non è vero, perché le normative che vengono attuate in Europa poi incidono anche su tutti gli Stati membri. Tutte le normative che vengono messe in atto incidono su tutti i temi che riguardano anche la società italiana, per quanto riguarda l'economia, la sanità, la sicurezza, l'immigrazione, praticamente tutto. Quindi è importante andare ad esprimere il proprio pensiero, un proprio pensiero che tante volte magari i cittadini non vogliono comunicare perché non se la sentono, preferiscono non esporsi, ma che con il voto invece avete modo di
dichiarare chiaramente qual è il vostro pensiero. Per cui questa occasione non deve essere persa, questa occasione deve essere colta. Dovete convincere il maggior numero di persone possibile ad andare a votare. Non si devono dare indicazioni di voto, voi dovete solo convincerle ad andare a votare, perché purtroppo ancora molte persone ritengono di delegare agli altri quello che invece è un loro diritto, un diritto che è stato conquistato con tanti sacrifici e lo dobbiamo onorare questo diritto. Non possiamo lasciare che siano gli altri a prendere decisioni per noi. Quindi l'invito è ancora quello di recarvi alle urne e andare a votare. Importante è innanzitutto votare per il simbolo che voi ritenete più opportuno e poi per i comuni ovviamente mettere le preferenze, è importantissimo. Per le europee le preferenze, vi ricordo, devono rappresentare tutti i due generi, quindi importante è votare un uomo e una donna, oppure importante è votare due donne e un uomo o due uomini e una donna. L'importante è che ci sia l'espressione sia femminile che maschile, altrimenti queste preferenze verranno annullate. Mi raccomando, è importantissimo, non si possono scrivere 3 uomini, non si possono scrivere 3 donne. Mi raccomando, questo deve passare come messaggio. È importantissimo che quando voi scrivete le preferenze scriviate il nome di una donna e il nome anche di un uomo o viceversa. Qual è un altro motivo per cui bisogna andare a votare? Come ho già detto, il primo punto è perché comunque è la massima espressione di libertà, è un nostro diritto e quindi è il motivo, diciamo, principale per cui bisogna andare a votare. Il secondo motivo principale per cui noi dobbiamo andare a votare è che siamo noi a scegliere il tipo di governo che vogliamo in base alla visione di società che ci è stata proposta. Ognuno ovviamente ha proposto un tipo di società e noi dobbiamo andare a votare le persone che più ci rappresentano, quelle che secondo noi possono portare quelle soluzioni che a noi vanno bene, quelle che esprimono il nostro pensiero, quelle che portano avanti quelle che sono le nostre richieste. Lo ripeto, oggi è una giornata assolutamente importante. Ci sono moltissime persone che si stanno adoperando per fare gli scrutatori, ma anche per andare a controllare che tutte le operazioni al voto siano regolari, i cosiddetti rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista svolgono un ruolo fondamentale, molti pensano che sia un ruolo così marginale, invece assolutamente no, perché una persona al seggio che controlli la regolarità è auspicabile in quanto insomma il voto è una cosa molto seria. E quindi io ringrazio tutte le persone che anche in Trentino si sono iscritti per fare i rappresentanti di lista, che sono veramente centinaia, mettono a disposizione il loro tempo. Sappiamo benissimo che avranno una giornata molto lunga e faticosa perché le operazioni di voto si chiudono alle ore 23, ma subito dopo inizierà lo spoglio e quindi queste persone saranno lì a verificare che tutto proceda nel modo regolare, avranno una nottata molto lunga
però sicuramente saranno fieri di aver contribuito anche a questo ruolo, che ripeto assolutamente importante. E domani cosa succederà? Vediamo quale sarà l'esito delle urne e ovviamente ci adegueremo tutti al risultato che, come sappiamo, in democrazia il risultato delle urne deve comunque sempre essere rispettato. Purtroppo noi sappiamo che in questi ultimi periodi ci sono stati gruppi di persone che di democratico comunque non hanno niente, né nel modo di esporsi verbalmente né nel modo di agire, che stanno ostacolando la democrazia anche nel nostro paese. Ma noi non ci facciamo intimorire, andiamo avanti a testa alta, la democrazia deve sempre prevalere, la violenza deve essere sempre condannata da qualsiasi parte arrivi, e quindi mi raccomando, tranquilli, che comunque sia noi non vi abbandoneremo, noi cercheremo sempre di portare avanti la libertà e la democrazia nel nostro paese, perché comunque sia dove c'è democrazia e libertà c'è anche un buon vivere. Noi lo sappiamo come sono stati gli anni bui dove questa democrazia purtroppo non si poteva esprimere, oggi l'abbiamo e con il voto la possiamo un'altra volta affermare. Io chiudo qui il mio intervento perché anch'io sono di lavoro tra virgolette ai seggi e quindi ho già votato questa mattina, il mio dovere l'ho fatto, mi raccomando, non lasciate vi influenzare dalla giornata domenicale dedicata al riposo, alzatevi dal divano, prendete la vostra scheda, andate a votare. Chi l'avesse persa questa scheda, chi l'avesse smarrita, chi non la trova questa mattina, può comunque rivolgersi agli uffici elettorali che sono aperti tutto il giorno, andate lì, ricevete il certificato e ve lo fanno immediatamente. Non perdetevi d'animo, non evitate di andare a votare solo perché non trovate la scheda elettorale. La scheda elettorale si può duplicare in qualsiasi momento, gli uffici elettorali sono aperti proprio per voi. E quindi cosa posso dirvi? Ci vediamo la quarta domenica del prossimo mese, commenteremo anche queste elezioni insieme a voi, probabilmente ci saranno anche delle bellissime sorprese, staremo a vedere. Comunque buon voto a tutti, buona domenica, alla prossima da Mara Dal Zocchio. Avete ascoltato Donne Padane.